al di là dell'aspetto amministrativo, e cioè quello di mettere insieme gli appalti, le forniture, la farmaceutica, eccetera, sui quali siamo d'accordissimo, però l'azienda zero va oltre, cioè si occuperà anche di programmazione, andando a usurpare quelle che sono le competenze del Consiglio e andando a demolire quell'aspetto di forte integrazione tra le aziende ULS e i territori, quindi i servizi dei comuni che hanno fatto la storia e anche la qualità dei servizi del Veneto. Avevamo chiesto di coinvolgere i territori, adesso stanno arrivando le conferenze dei sindaci che chiedono più tempo per entrare nel merito, ma ci sono anche tutti i comuni che devono dire il loro punto di vista. Noi chiediamo a questo proposito che la Giunta si impegni ad andare nei territori, a incontrare le conferenze dei sindaci, a spiegare i contenuti di questo progetto di legge che è epocale come trasformazione e ad assumersi anche delle responsabilità, perché non può scaricare il peso di eventuali trasformazioni tutto sulle spalle dei singoli comuni.